Loredana Teofilo. Loredana, abbiamo parlato prima dei brani, no? Adesso vedi, parlavamo durante la pubblicità di altre cose. Che cosa fai tu nella vita? Sono una psicologa e mi curo, mi autocuro. È una psicologa, Musiani, se hai bisogno di una psicologa, Marco Zeta, Gai Mari, ci sono anch'io. Abbiamo finalmente trovato una psicologa che può darci una mano. No, ovviamente, quale miglior medico di ognuno di noi? Noi stessi. Questo è un invito che vale per tutti, perché mi collego anche un po' a quello che ha detto prima Marco Zeta, insomma. Nella vita, come dire, ogni giorno affrontiamo una sfida differente. L'importante è non tanto prenderla di petto, ma saper seguire, come dire, la dinamica della giornata, perché ogni giorno è un tempo preziosissimo che non ritorna, per cui non sprechiamolo. Cos'è Loredana Briciole? Briciole è un pezzo di Noemi. Sì. Mi piace, è un pezzo che sento in qualche modo e quindi anche questo brano, e quindi ho voluto condividerlo con voi. Atmosfera, vi raccomando, perché questo è un brano importante. Loredana Teofilo, Briciole. Questo è un giorno da vivere, se tu non puoi descrivere di un amore impossibile, rimangono le briciole, soltanto scuse insostenibili da qualche tempo. Poveri tu, come non c'è più niente che mi leghi a te. Mi sento un vuoto da disperdere, toccare il mondo per capire che è un nuovo giorno senza te. Di vivere che non si fa decidere, è un amore romantico, il ricordo fa piangere, sebbene cercherai di illudermi da questa nuova immensità che c'è, non c'è più niente che mi leghi a te, è un grande vuoto in fondo all'anima, tu dimmi un po' di che colore è un altro giorno senza te. Ma da sempre chi ama di più è costretto a soffrire, e ti giuro che io ritornerò molto in alto a volare, e quando io sarò più lucida, e quando io non sarò più innamorata di te, non c'è più niente che mi leghi a te, e non è facile difendersi, e sono ancora troppo fragile in questo giorno senza te. Questo è un giorno da vivere, anche oggi, se non si può
decidere. Grande voce, che estensione, Loredana Teofilo, Gae, Mari, l'ascoltavamo, eravamo lì, mamma mia, che voce, va su, giù, un po' gezzata, un po' swing, insomma, un insieme di tante discipline vocali. Grande Loredana. Gae, qui abbiamo Mamma Rosa. Mamma Rosa. Mari, quindi. Mamma Rosa, che è la mia mamma, e approfitto di salutarla. Ciao mamma. Ma dai, veramente, tua mamma? No, bellissima. Ha dedicato una canzone alla sua mamma, Mamma Rosa, quindi la suocera del nostro Gae. Che può dirlo che non è proprio una suocera, perché la mia mamma è veramente una donna simpaticissima, un po' bizzarra. E appunto abbiamo ideato così questa canzone. Scusa, ma sì. lui non potrebbe dire no. No. Perché poi quando torna a casa cioè, c'è la suocera. Se tu dici bravissima mia mamma, ovvio che Gae dice certo che brava, ma forse dire il contrario, no. Quindi è No. simpaticissima. Anche perché purtroppo la mamma in questo momento non sta godendo di un'ottima salute, e quindi io spero che mi guardi con gli occhi dell'amore e dico: mamma, ti voglio bene. Grande Mamma Rosa. Sì, grande. È piccolina però, la mamma. È piccolina. Grande Mamma Rosa bonsai. Sì, è piccolina, quindi abbiamo così ideato questo brano un po' simpatico che trae un po' quello che è la mamma, e dietro abbiamo fatto un bel balletto ideato da me e i nostri ballerini Marcella e Damiano della Jolly Dance. Insieme abbiamo ideato questo Quindi è un balletto. nuovo ballo di gruppo dedicato tutto a Mamma Rosa. Vi faccio accomodare? Sì, dai. Jolly Dance è pronta? Eccoci qua.